Ciao Montanari, oggi 31 dicembre sono circa le 7:30 del mattino, forse 7:45. Sono appena partito da Passo San Boldo per l'ultima sgambatina dell'anno, direzione bivacco dei Loaf e Cima Valloscuro. Spero che mi sentiate bene perché ho preso un microfono, forse lo vedete qui attaccato al bavero, per vedere di migliorare un po' l'audio dei video e quindi è anche un video test. Noi ci vediamo più tardi lungo il percorso, intanto buona montagna Montanari. Eccoci qua Montanari, passato per il bivacco dei Loaf, posto molto carino, vista piacevole e il sentiero per arrivarci è facile. Ora proseguo per Cima Valloscuro, noi ci vediamo quando siamo su. Ah sì, qui ho trovato anche un simpatico ragazzo che deve aver passato qua la notte con degli amici, che alle 8 del mattino mi ha offerto una birra. Diciamo che per me era un po' prestino, ecco. Non ho più il fisico per certe cose. Comunque, a parte gli scherzi, noi ci vediamo su in cima. A dopo Montanari. Eccoci qua Montanari, siamo arrivati a Cima Valloscuro. Qui il panorama è veramente incredibile. Da un lato abbiamo, dovreste vedere dietro di me, tutte le Dolomiti Bellunesi, sopra la Val Belluna, non so se la vedete, dopo vi faccio vedere comunque. E sull'altro versante tutta la pianura padana. Oggi purtroppo c'è un po' di foschia, quindi si vede a malapena la laguna, ma da qui è ben visibile anche quella. Amici, un bel 31 dicembre, quindi io vi saluto, adesso scendo, ci vediamo più tardi per i saluti. Eccoci Montanari, sono tornato sulla strada bianca, strada forestale che porta a Passo San Boldo. Il giro ormai è finito, un giro molto carino, semplice, sentieri veramente facili, percorribili, nulla di complicato, percorribile da chiunque. Consiglio mio, giro da fare in tardo autunno / inverno, perché qui se no morite dal caldo. In estate qua secondo me si muore dal caldo e l'unica cosa a cui stare attenti in questa stagione è il ghiaccio, perché se c'è ghiaccio per terra si scivola, tutto qui. Per il resto veramente un giro semplice. Questa volta non vi lascerò, presumo, la scheda tecnica, perché alla fine il giretto che volevo fare, che era ben preciso, me l'ero studiato bene eccetera, non l'ho fatto perché mi sono fatto prendere dal cazzeggio di fine anno e non ho fatto altro che girovagare un po' per boschi e sentieri per di qua, quindi alla fine la scheda tecnica secondo me avrebbe poco senso in questo caso. Quindi niente ragazzi, io vi saluto, vi auguro un buon 2020 e anzi lo auguro a voi del futuro, visto che questo video lo vedrete sicuramente un po' più avanti nel 2020. E basta, vi ricordo di iscrivervi al canale, mettere un bel mi piace se il video vi è piaciuto e condividerlo, mi raccomando,
E niente, vi lascio qui da qualche parte. Di solito compaiono alla mia sinistra un paio di video che potrebbero interessarvi e qui sotto a destra il pulsantino per iscrivervi al canale. Seguitemi anche su Instagram. Ancora buon anno, ciao montanari.